Un saluto a tutti gli ascoltatori della Web TV Esploreana e siamo ad una nuovissima puntata del percorso dell'amore di Giulietta e Romeo, tra l'altro in partnership proprio con noi, con la Web TV Esploreana. E abbiamo un ospite importante perché oggi a rappresentare la regione Friuli Venezia Giulia abbiamo il consigliere Mauro Bordin, perché noi finora abbiamo raccontato questa storia, la stiamo raccontando in tutti i modi perché è una storia molto importante, perché ha origini friulane, quindi è stato proprio provato che la storia di Giulietta e Romeo nasce dalla storia qui in Friuli a Udine di Lucina Savognan e di Luigi da Porto. E la tua presenza qui è importante perché noi vorremmo capire proprio, visto che è un progetto nato per dare una spinta turistica, per dare un'idea nuova che crea una rete fra i comuni, fra gli enti della regione. Ecco, quali potrebbero essere secondo voi i nuovi appeal del turismo in questo senso? Ciao innanzitutto, iniziamo dicendo che Giulietta e Romeo sono friulani, quindi almeno sono parte della nostra regione, storia della nostra regione. Questo è già un aspetto importante, nel senso che è una storia che conoscono tutti, è una storia che comunque vede il Friuli Venezia Giulia protagonista, insieme al Veneto naturalmente. E questo è un elemento che può essere promosso, valorizzato, fatto conoscere ed essere anche un elemento attrattivo, perché oggi il turismo tematico, il turismo emozionale, il turismo che porta le persone a viaggiare alla ricerca non solamente di luoghi ma anche di emozioni o di sensazioni, ecco, è un qualcosa che sta sempre più diffondendosi. Credo quindi che si tratti di una storia che può attirare il turista italiano e straniero a visitare i luoghi che sono collegati poi ai personaggi che in qualche modo in questa storia sono i protagonisti. Ecco, io vorrei affrontare, proprio perché stiamo parlando di turismo, anche quali sono proprio le strategie che sta studiando adesso la regione, insieme ovviamente ad un percorso come questo che è molto importante, ma anche adesso si parla di turismo di prossimità. Parliamo dell'ultimo periodo, no? Gli ultimi 2 anni che ci hanno fatto riscoprire un po', no? Il nostro territorio, la regione stessa ha dovuto porsi, diciamo, anche degli obiettivi forse diversi, perché prima si guardava, no, al turismo che arrivava da fuori, adesso si deve pensare proprio anche al turismo di prossimità. Bisogna innanzitutto dire che il turismo in questi ultimi tempi, in particolare nel 2021, ha dato delle importanti soddisfazioni. I numeri sono stati assolutamente significativi, gli operatori turistici credo abbiano potuto archiviare con felicità il 2021. E chiaramente se va bene gli operatori turistici va bene anche a noi, perché significa che la regione è sempre più visitata. Ed è vero che accanto naturalmente al turista straniero, che c'è ovviamente ancora, si è rafforzata la presenza del turista locale, perché le limitazioni ai viaggi hanno imposto, forse anche a noi, la riscoperta dei nostri territori, cosa che talvolta abbiamo forse dimenticato, abbiamo sottovalutato, abbiamo ignorato con uno sguardo volto verso magari posti più lontani, più esotici, più attrattivi. Invece ci siamo accorti che questo Friuli ha tanto da offrire, e questo è un lato assolutamente positivo, e credo che poi quando tu riscopri il tuo territorio e le bellezze del tuo territorio ne rimani totalmente affascinato, che rimane poi anche questo impegno. Quindi io sono convinto che questi anni per il turismo saranno importanti, in cui si consoliderà la tendenza del friulano a rimanere sul proprio territorio, ma ci sarà attualmente anche la continuazione della crescita del turista straniero. Quindi questi 2 fattori insieme credo possano in qualche modo aiutare la crescita della nostra regione. Quello che dobbiamo fare è cercare di sostenere sia il miglioramento della qualità dei servizi e della ricerca turistica, quello naturalmente che stiamo facendo anche con le misure adottate in sviluppo imprese, sia quello di promuovere il territorio. E promuovere il territorio significa non promuovere solamente l'ambiente naturale, gli monumenti, gli aspetti storici, archeologici, tutto quello che abbiamo, ma anche, diciamo, la storia che ha caratterizzato il nostro territorio, i personaggi che rappresentano questa storia, i personaggi che in qualche modo sono ancorati a questa terra.
Ecco, tra l'altro questo percorso di cui stiamo parlando, che è anche oggetto di questa intervista, ma noi approfittiamo anche per chiederti qualcosa di più sul turismo, perché ormai andiamo proprio verso la stagione, no? E quindi ecco, questo percorso che prevede comunque l'installazione di queste panchine, che io vorrei ricordare tra l'altro nasce dalla creatività dei due fratelli Borella, Stefano e Francesco, dell'atelier Borella, hanno anche uno scopo ben preciso, quello proprio di collegare i vari comuni fra di loro, e quindi la regione, che sta un po' come cappello sopra, sicuramente no, può trarre anche delle nuove idee, nuovi spunti, sia per il turismo ma anche per il discorso proprio delle attività stesse. E qui io vorrei collegarmi proprio anche alla struttura della panchina, per collegarmi a una cosa molto bella sulla quale voi come regione state lavorando. Queste panchine, come poi tu vedi, sono strutturate ovviamente come una panchina, ma hanno anche la possibilità di metterci le biciclette, no? Come tutti gli innamorati che si rispettino, le biciclette. E la regione sta lavorando molto su un progetto di piste ciclabili, no? Tanto magari si è fatto, ma tanto si sta facendo e si farà, vero? Sì, beh, recentemente è stato presentato proprio il progetto delle reti ciclabili della nostra regione, e questo perché crediamo in questa forma di fruizione del territorio. Si parla spesso di turismo slow, ecco, la nostra regione credo che abbia tutte le caratteristiche per poter sviluppare questa forma di turismo, perché ha il territorio che consente di farlo, ha le strutture ricettive che consentono di farlo, ha le ricchezze naturali che consentono di attrarre questo tipo di appassionato di turismo locale, e bisogna dargli però anche la possibilità di muoversi, quindi la ciclabilità da questo punto di vista è fondamentale. Se magari per un certo periodo di tempo si è rimasti un po' indietro, ecco, credo che la nostra regione stia in qualche modo recuperando il terreno e stia lavorando intensamente proprio per progettare, ideare e collegare le varie realtà regionali attraverso una rete di piste ciclabili che consente la mobilità. In questo contesto naturalmente si inserisce anche l'ultimo progetto di ampio respiro, che poi è valenza comunque interregionale, che è la ciclabile Venezia-Trieste, che collega due delle realtà più belle del nostro paese Italia, e che comunque attraversa poi la nostra regione e collega tra l'altro territori che si trovano lungo la zona costiera, quindi dove in qualche modo il turismo è abbastanza forte, che poi noi se pensiamo al turismo di Lignano, di Grado o di Trieste stesso, ma esiste anche un turismo dell'entroterra che va assolutamente valorizzato e coinvolto in tutto questo. Ecco, secondo dal vostro punto di vista a livello regionale, quando pensate a un progetto come può essere questo del percorso di Giulietta Romeo, il percorso dell'amore, la possibilità di vederlo proiettato anche a livello internazionale, ci possono essere degli sbocchi importanti, come la vedete? Dal mio punto di vista assolutamente sì, perché Lignano, faccio un esempio, è una località turistica ormai conosciuta a livello internazionale, in particolare nei paesi europei, e quindi in qualche modo è un prodotto che già ha una sua vendibilità autonoma. Ci sono tantissimi altri territori della nostra regione che però questa caratteristica non ce l'hanno da soli, però se tanti paesi, tante realtà e tante ricchezze del Friuli noi le colleghiamo attraverso un percorso ideale che ha dietro di sé la figura di Giulietta Romeo, a questo punto abbiamo la possibilità di promuovere queste realtà nel loro complesso, non come realtà singole, ma come idea, come progettualità conosciuta a livello internazionale, perché tutti conoscono Giulietta Romeo e quindi c'è naturalmente la possibilità, dal mio punto di vista, che il turista sia attratto dall'idea di venire in regione e, partendo da Friuli Venezia Giulia, magari arrivare fino in Veneto, ripercorrendo idealmente tutti questi luoghi, andando a conoscerli, magari facendosi poi immortalare vicino a queste panchine, potrebbe essere molto, molto belle e naturalmente anche sono significative. Credo che talvolta i simboli siano lo strumento per promuovere la conoscibilità di tutto quello che c'è dentro, e questo è un caso secondo me emblematico e che può avere assolutamente una appeal internazionale significativo.
E questo è importante, no? Tu ci insegni anche proprio per il discorso delle attività che poi ci sono nei comuni, perché noi sappiamo che poi per turismo non si intende solo andare a vedere quel posto, ma anche usufruire dei servizi, degli alberghi, degli artigiani, l'artigianato locale che può avere comunque anche in questo senso una spinta. C'è un percorso studiato bene, mirato bene, fra l'altro io vorrei ricordare, approfitto di questa occasione per ricordare che le panchine hanno anche la possibilità di un barcode. Con questo barcode si segna tutto il percorso, quindi tutti i comuni che aderiscono dal Veneto al Friuli vengono comunque inseriti in questo percorso, e uno ha la possibilità di dire: se voglio farmi il percorso di Giulietta e Romeo, scoprire i luoghi dove, che poi non sono Giulietta e Romeo in realtà, ma sono i nostri Lucina e Luigi, vero? Ecco, e scoprire i posti, diciamo, dove loro hanno vissuto le tappe del loro amore, c'è questa possibilità. E quindi se io vado a Verona piuttosto che a Lignano, piuttosto che a Udine, perché recentemente è stata inaugurata a Udine, poi è stata inaugurata a Manzano, tante altre sono, mi pare di capire che sono in preparazione per essere poste in altri comuni, e beh, questo è sicuramente una spinta non indifferente, no? Anche per chi ha la voglia poi di usufruire di questo servizio molto importante. Un'ultima domanda: stiamo appunto avvicinandoci all'estate, ecco, c'è qualcosa di carino, qualche kick che ci vuoi dare, che avete in preparazione, di nuovo? C'è movimento? Ma quando si parla di estate, poi fondamentalmente vengono in mente sempre le località turistiche di Lignano e Grado. Ecco, credo che quest'anno sia l'estate in cui si rimettono in moto anche i grandi eventi che in qualche modo l'anno scorso hanno ancora sofferto, quindi immagino che sarà, almeno questo per quanto mi pare si stia muovendo, un'estate in cui il Friuli Venezia Giulia potrà di nuovo ospitare grandi eventi musicali in particolare, in grado poi di attrarre tante persone, non solamente appunto dalla nostra regione ma anche dalle zone limitrofe e dall'estero. Io credo che in questo momento la macchina turistica sia in moto in maniera molto convinta, perché i dati dell'anno scorso hanno dato anche coraggio, per cui si sta lavorando sul ripascimento delle spiagge, sul miglioramento della qualità dei servizi, sugli investimenti turistici, sulla promozione turistica, sull'organizzazione degli eventi. Io penso che sarà un'estate turisticamente di altissimo livello. Forse già il 2021 è stato a livello di numeri superiore addirittura pre-pandemia. Io credo che il 2022 abbia assolutamente le basi per essere un anno turisticamente eccezionale. Beh, io direi che ci hai dato una bellissima notizia, anche di incoraggiamento, perché con tutto quello che abbiamo passato adesso ci raccontano, no, che dal 31 marzo si potrà riprendere una vita quasi normale, e il fatto che tu ci dica così, attenzione, guardate che sarà ancora meglio, perché è bello, interessante questo discorso, che l'anno scorso, nonostante le restrizioni, i dati siano stati positivi. Questo vuol dire che si è lavorato bene, che avete lavorato bene, che anche i vari operatori del settore hanno lavorato molto bene, perché sì, è un dato importantissimo questo che hai detto. No, l'anno scorso è stato un anno assolutamente buono, veramente buono. In certi momenti era difficile trovare, insomma, in spiaggia, l'ospitalità comunque ha avuto un riscontro enorme. Cioè, il Friuli Venezia Giulia l'anno scorso è stato vissuto profondamente, con intensità, da tanti magari friulani, tanti italiani, ma anche comunque dal turismo estero, perché dall'Austria, dalla Germania, dai paesi del nord Europa sono continuati a venire nella nostra regione. E poi, ribadisco, è vero, noi abbiamo le spiagge che sono il fulcro, ma ricordiamoci che abbiamo un turismo enogastronomico che si diffonde su tutto il nostro territorio, che attrae moltissimo questo turismo ambientale, questo turismo che porta il turista a contatto con la natura, con i fiumi, con i boschi, con il nostro territorio, che comunque ha avuto un'organizzazione tutto sommato gestita in maniera buona rispetto ad altre regioni in cui si è costruito un po' dappertutto. Oggi in Friuli Venezia Giulia si può veramente godersi la natura, godersi quello che abbiamo, e all'interno di tutto questo ci sono tutte le grandi strutture ricettive, enogastronomiche, che sono pronte ad accogliere il turista. Quindi
io credo che il Friulenza Giulia abbia imboccato da un po' di anni la strada giusta, e se ci mettiamo ancora un po' di più di impegno, un po' di più di passione, crediamo più di noi, continuiamo ad investire sul nostro futuro, ci siano le condizioni per vedere crescere ancora di più questa regione, che magari ha ancora un difetto di conoscibilità. Ecco, noi dobbiamo cercare di essere in grado di promuoverla ancora meglio, farla conoscere ancora meglio e far capire che in Friulenza Giulia c'è proprio tutto. Cioè, chi viene qua non ha niente di cui lamentarsi. Il mare c'è, montagna c'è, collina c'è, laghi, cultura, archeologia, storia, belle città, natura eccezionale, si mangia bene e si beve sicuramente a livelli di eccellenza. Per cui Friulenza Giulia è una località, è una regione che turisticamente non ha da invidiare niente da nessuno, e dobbiamo essere orgogliosi e portare questo orgoglio al di fuori della nostra regione ogni qualvolta noi ci muoviamo. Ecco, questo forse è la mission che noi friulani dobbiamo darci, perché noi come regione possiamo fare tutta la promozione che vogliamo, possiamo fare le attività da sole, però se tutti noi friulani siamo 1.200.000, e tutti 1.200.000 abbiamo l'orgoglio di promuovere questa regione, qualvolta ne parliamo con amore, ecco, facciamo capire anche agli altri che pensate alla forza del messaggio che potrebbe arrivare per far arrivare qui da noi tanta gente. E allora io direi che ben vengano le iniziative come il percorso dell'amore, che magari possono portare sicuramente il Friuli, le bellezze del Friuli anche fuori, ma anche all'interno, valorizzarci anche proprio all'interno, perché tanti magari anche all'interno del Friuli Venezia Giulia non sanno tutte le meraviglie che ci sono, no? Noi le abbiamo scoperte un po' con Esplora e Ama, andando ad indagare in giro, abbiamo visto che magari tanta gente apprezza sapere più approfonditamente, figuriamoci da fuori, non ne parliamo nemmeno, quindi ben vengano poi tutte le iniziative anche come questa che portano. E noi ringraziamo tantissimo Mauro Bordini, consigliere regionale, che è venuto qui e ha accettato il nostro invito e ci ha raccontato uno spaccato così bello anche del turismo, così incoraggiante. Cioè adesso ci lasciamo con questa intervista, con questo messaggio veramente molto bello e molto importante. Grazie. Quindi un grazie a te per essere venuto qui con noi, un grazie ai nostri ascoltatori che da sempre ci seguono e ci incoraggiano a fare sempre meglio, e grazie anche a voi che proprio seguendoci state facendo crescere questo progetto che sta prendendo un po' più di forma, quindi col tempo sta dando anche le sue piccole soddisfazioni. Io vi aspetto alla prossima puntata qui dall'Hub di Citafiera del percorso dell'amore di Giulietta e Romeo, e ci vediamo, ci sentiamo alla prossima. Un buon proseguimento a tutti, grazie.